In diretta dalla frana di Borca. Che freddo che c'è stasera. Sono venuta qua a vedere la situation e niente, tutto nella norma, secondo me. Vabbè. No, ma giù c'era tanta acqua sporca. Quello sì. Vabbè. Almeno ho fatto 2 passi dopo cena. Adesso torno giù alla macchina e vi faccio vedere il panorama che ho davanti. Torno verso la macchina. Qui ci sono le ville, non le inquadro perché magari i proprietari non vogliono. Lì ho visto che ci sono anche le telecamere. Ma fa sul serio freddo, guardate che bello che è. C'è un po' di... non si vede il cielo. No, non si vede. È un po' rosa. Mi sono messa il cappuccio perché veramente è... No, è freddissimo. È freddissimo stasera. Con la pioggia che ha fatto. Va bene, mi prendono pazza quelli delle ville se mi vedono. Ma non importa, ci siamo abituati. Buongiorno a tutti, sono abbronzata, devo ancora togliere lo smalto, cioè, poretto, è rovinatissimo, anche di qua, vabbè. Ieri siamo stati in gita, l'abbiamo deciso tipo alle 9 passate di mattina, sapete che io sono contraria ad andare tardi a fare le gite, ecco, ieri invece è successo che siamo andati tardi, però alla fine è stato bello lo stesso. E siamo andati praticamente con la seggiovia fino su al rifugio Scoiattoli, quindi a Cortina. Poi da rifugio Scoiattoli abbiamo fatto il giro delle Cinque Torri e poi siamo andati su al rifugio Averau e poi al rifugio Nuvolau. Quindi niente, è un bel giro abbiamo fatto. Mi sono alzata, faccio la colazione e pulisco casa. E mi sono scottata ieri, ho il segno dei pantaloncini e ho il segno degli scarponi. In mezzo sono colorata, sono bruciata. Mi sono bruciata le spalle, mi sono bruciata la testa. Nel mentre io mangio, è quasi mezzogiorno, manca pochi minuti, sono andata a prendermi l'aggeggio per pulire i tubi, perché dopo pulisco i tubi. Dopo pulirò, mettiamo al futuro, parliamo giusto. Pulirò i tubi. Oh, che bello, si ferma il postino. Arrivano pacchettini di Wish. Aspettate. Buon pomeriggio. Oggi è sempre lunedì e io sono pronta per iniziare a pitturare. Sì, il bagno. Intanto il bagno e poi se riesco a... sarà ben difficile oggi. Però se ci riesco voglio fare anche la bussola. Ho lavato i tubi. Assolutamente, ho fatto quel lavoro lì, li ho lavati, sono fuori che si asciugano. Procedo con, ho già preparato la pittura, me la sono già diluita, l'ho già preparata lì e adesso pitturo, per forza. Buon lavoro a me e forse ci sentiamo più tardi. Buongiorno, sono le 7:46 e adesso, oddio, devo stare. Sappiate che mi sono ustionata la testa con il sole, sicché ho male a tutta la testa. Ecco, i capelli rasati, bisogna stare attenti con i capelli rasati e andare in montagna, in alta montagna, perché ci si scotta la testa. Ecco, mi mancava questa, mi fa malissimo qua, tutta l'attaccatura, mamma mia. Mi fa male anche a pettinarli, devo far piano. E sto mettendo su burro di karité, anche ieri sera ne ho messo tanto, in modo da tenere sempre idratato. Ieri ho avuto una giornata super impegnata perché ieri pomeriggio poi quando ho finito di pitturare il bagno sono andata su dai miei e ho aiutato mia mamma a spostare la legna di mia nonna e quindi è volato il tempo, sono venuta a casa alle 7:30 tipo, no, meno quarto alle 8 era, cioè tardissimo. E quindi non ho neanche più registrato e invece oggi volevo pitturare la bussola. Il grosso non è pitturare, il grosso è preparare le stanze per essere pitturate e ci sentiamo più tardi perché devo darmi una mossa.
Ore 11, io ho finito tipo mezz'ora fa di pitturare. Ma sì. Ora che ho contornato tutto con la carta e lo scotch ci ho messo una vita e mezza. Adesso sto preparando questo corridoio, infatti sto già togliendo le cose. Guardate il segno dell'appendino, che schifo. E qui ho pitturato. Qua ci sono dei segni, non so se si vedono anche in video, ma adesso aspetto che asciughi un po' la pittura, poi gli do un'altra passata, pomeriggio penso di dare un'altra passata lì. Infatti lascio tutto attaccato, lo scotch e la carta. E adesso sto preparando questa parte di casa. Ho il mio amico scotch come braccialetto e adesso devo togliere tutti i quadri, le decorazioni. I gatti stanno qui oggi. Pipo, Panna e Pepe invece sta sulla sedia. Ho un po' da fare questa settimana, quindi non sarò tanto presente con il weekly, ma voi capirete benissimo che questi lavori sono da fare purtroppo e quindi devo farli. L'1:33, io ho lavato i piatti e adesso inizio a fare questo corridoio. E sì, auguratemi buona fortuna. No, ma buongiorno, sono le 10 passate, mi sono completamente dimenticata. Ha finito di piovere perché ha piovuto tutta la notte e fino a prima, adesso ha smesso, c'è freddissimo, 12 gradi, ma 12 gradi freddo, c'era la neve sulle montagne. E niente, adesso c'è Stella che gioca. La pazza è pazza. E niente, ieri sera ho editato 2 video. Volevo andare a letto presto perché non ne potevo più ieri sera. Ora che ho finito tutto, ho fatto la doccia, erano le 6 passate e invece ho editato anche video, ho fatto tantissime cose anche ieri sera, quindi non ho più fatto il weekly e basta. Lilla è lì per terra che sta pensando a cosa fare, contenta perché le ho dato il latte e quindi a lei va matta per il latte. Vero Lilla? Ehi, Stella! Che bella Stella! Stellina! Stella! E Stella? Che bella! E non bevi ancora un po' di latte? Il latte? Non bevi il latte? Dimmi. Dimmi, principessa. E nonni? E nonni? Anthony! Ciao, virgola! Sì, ciao, virgola, ciao! Anthony, tu sei nera, non te si vede neanche. Anthony. Anthony. Virgola. Virgola. E nani? Che occhioni. Ok, allora, non vi ho detto, sono stata a fare la spesa. Vero che non ve l'ho detto? No, non ve l'ho detto. Prix e AEO, vi ho fatto il video spesa, penso lo metterò domenica online. Qui è ancora tutto attaccato, la carta, lo scotch. Vi devo dare la seconda mano, ma non la do oggi perché il tempo non è dei migliori, quindi aspetto domani o dopodomani di fare la seconda passata. E Franz vuole che faccia una seconda passata anche in bagno e quindi farò anche quello. Ma il bagno è veloce perché c'è poco muro veramente, quindi è velocissimo. Poi farò le camere e fatte le camere poi mi rimane la stanza più grande che è la peggiore, cioè salotto e cucina. Mi è arrivato questo termometro da Wish per la macchina, non ve l'avevo ancora fatto vedere, si illumina anche, 21 gradi in questa stanza, neanche male. Senti il profumo, ho preso un deodorante da Franz. È buono però, questo qua l'ho preso il Prix per vedere se gli piace, insomma, per vedere se funziona su di lui. Per lui è abituato, vi ho detto, a quello di marca, però se va bene anche questo costa meno di €1 e quindi quello di marca costa €3, tantissimo, tantissimo. E qui ho tutto pronto per fare le piadine, adesso aspetto solo che arrivi perché le piadine bisogna farle al momento. E ho già messo via la spesa, quindi sono tranquilla, ho fatto tutto. Adesso quasi quasi mi metto il pigiama e stasera siamo a cena, stavo per dire siamo a pranzo, no, siamo a cena su dai miei. Mia mamma fa pizza
e c'è anche la sorella della moglie di mio zio con il suo fidanzato. E forse mi metto a creare pomeriggio perché con questo tempo fuori non si sta, quindi forse mi metterò a creare qualcosa o a registrare un video tutorial, perché ho fatto un modulo per orecchino, però proprio natalizio secondo me, e quindi quasi quasi registro già quel video. Guardate che bianco, che bello che è, bianchissimo. Oh, che bello, non mi par vero di avere così bianco. Va bene, niente, vi lascio, ci sentiamo più tardi. È arrivata la pappa dei gatti, finalmente. Allora, ho preso le solite Felix ghiottonerie perché alla fine a loro piacciono tanto e quindi non mi andava di andare a prendere cose che magari non mangiano più di tanto, tipo le Cheshire. Vi ho detto che non hanno mangiato tutti i gusti e quindi queste vado sul sicuro perché so che piacciono, nonostante comunque non siano di buonissima qualità. E totale 40,97. Questi sono i prezzi. Ecco qua, ciotola in plastica, questa per i croccantini secondo me, e il sottociotola carinissimo, sono proprio contenta. E sì, ci sono le due Felix e i croccantini Smilla sono sotto, ma sapete che Pepe deve essere lui protagonista di questi video. Pepe, cosa c'è là dentro? Non mangiare il sacchetto dei croccantini, il sacchettone, 4 kg di croccantini vi ho preso stavolta, eh. Ehi Pipo, sì, è arrivata la pappa! Eccoli qua i croccantini, sì, 4 kg. Ho preso questi qua sensitive, così vanno bene anche per il piccolo e a Pepe non fanno di certo male. E questi qua mi dureranno un po', no? Invece che il solito chilo e mezzo. E volevo farvi vedere italiano. Sì, hanno tutte le varie robine, vitamine, vedete? Queste qua che vanno benissimo. E volevo farvi vedere cosa c'era dentro, se troviamo l'italiano tra queste, tra tutti questi cosi. Aspettate. Ecco qua. Non sono il massimo perché comunque è farina di carne, però comunque 25% di farina di carne, senza coloranti, conservanti o aromatizzanti artificiali. Non contiene lattosio, quindi questi qua sono perfetti per Pipo, e senza aggiunta di zucchero, made in Germany. Perfetto, quindi questi sono i croccantini Smilla e vanno bene appunto perché hanno vitamina A, vitamina E, per i denti, proteine di alta qualità, fibre adatti alla digestione, all'intestino soprattutto e anche allo stomaco. Hanno la taurina e hanno questa roba qui, yucca, estratti di yucca, che era l'ultimo ingrediente. Che bello che sei lì, amore! Oh, sei bello! Sì, bello, è contento lui. È contento che è arrivata la pappa, anche Pipo. Ciao Pipo. Ciao Panna. Me non sono per te i crocchi, non ti piacciono. Ciao. Ciao, dimmi. Dimmi. Adesso vi do la pappa. Che bella che è questa ciotola. Che bella. Però non ha il bordino di plastica, quindi scivolerà. Dovrò comprare quei gommini da attaccare. Che botta che ho preso. Ho sbattuto la testa. Ma vi pare che io mi faccio male? Qua. Ho battuto sulla maniglia del mobile. Ancora, continua a rimanere fuori dall'armadio questo pezzo di pantalone. Ma non è la prima volta. Vabbè, vai. Intanto loro hanno la loro scatola lì, adesso ci giocano. E mi metto a caricare il telefono. Buongiorno. Panna sta al sole, tranquilla. Io sono mezza senza voce perché faceva freddo ieri sera, stanotte più che ieri sera. E niente, io ho fatto colazione, mi sono già lavata e adesso sono pronta per pitturare il corridoio. Se riesco, perché in teoria inizio, devo solo mettere i giornali per terra e poi cioè è già contornato il resto, quindi dovrei fare anche abbastanza veloce. E quindi se riesco oggi voglio fare una delle due camere.
buona fortuna a me, buon lavoro a me e io inizio. Ok, è mezzogiorno e mezzo, boh, meno un quarto all'una e io ho finito di sistemare, devo solo spostare il mobile nell'altra stanza, così lascio il muro libero e si asciuga prima. Adesso stendo perché ho anche fatto una lavatrice e pomeriggio non posso pitturare perché devo andare via, devo andare a Belluno e quindi adesso mi lavo questa roba qui, lavo tutto, pennello, rullo e do una lavata anche all'altro rullo, quello vecchio, ho già usato quello nuovo e infatti mi sono trovata meglio con quello nuovo, va molto meglio, l'altro l'avevo usato ancora con l'altra pittura per cui si era rovinato, perché l'altra pittura conteneva anche cloro, quindi un pochino rovina le cose. E basta, vi saluto, semmai vi riprendo dopo, è che dopo devo guidare la Jeep e quindi non ho neanche il portatelefono e quindi niente, ci vediamo dopo in ogni caso se riesco. Outfit del pomeriggio, mi sono appena fatta la doccia, sono a posto, ho una semplice canottiera, l'ho messa sotto i pantaloni perché mi è lunga e mi dà fastidio perché si arriccia tutta dietro e quindi l'ho messa sotto i pantaloni. E questi pantaloni sono grandi, sono larghissimi, sono enormi, però vabbè. E niente, sono vestita molto semplicemente, però non so se fa caldo fuori in realtà. E quindi non so se rimanere così o mettere i pantaloni lunghi, non lo so. Però devo andare a Belluno di solito c'è caldo. E ho lavato anche i capelli, vi ho detto che mi sono ustionata la testa, adesso si sta sistemando la cute, non è più rossa e continuo a idratarla comunque. E ho fatto il tonalizzante ai capelli. Appunto, ho tonalizzato i capelli perché erano abbastanza gialli, non che adesso siano bianchi, però vedete qua dietro sono ancora abbastanza gialli, ma è perché io non metto il tonalizzante, poi non è che li pettino in modo che vada ovunque, li spacciugo un po' e poi li lascio là, e invece sarebbero proprio da pettinare. E qua sotto guardate che colore che hanno, tipo bianco argentato, guardate, tipo questi sotto, è bellissimo, è un colore che adoro. Comunque niente, questi qua sono rovinatissimi, questi qua. Non so perché, ma probabilmente, boh, sarà stato il frisé che mi aveva rovinato già i capelli. Siamo a Belluno e sì, vi ho detto che venivamo giù e ho messo i miei orecchini nuovi che non vi ho mai fatto vedere. Questi qua andrà online il tutorial in settembre mi pare e ho tonalizzato i capelli oggi, ma forse ve l'ho detto quello, vero? Sì, non mi ricordo. Comunque ho l'allergia agli occhi, stranamente, ormai quest'anno va così e dunque siamo stati fino a... dov'è che siamo andati? Al Mac, abbiamo mangiato qualcosa e poi ci siamo fermati all'Emisfero, vai è libero, ah sì perché avevo il telefono in mezzo, giusto. All'Emisfero abbiamo guardato i congelatori, siamo stati anche all'1 € a guardare i congelatori per cambiare quello a casa, però boh, non ce n'erano quelli coi cassetti, ce n'era uno all'1 € coi cassetti, che quindi è molto più comodo rispetto a quello a Pozzo si chiama, però era piccolo rispetto a quello che abbiamo a casa e tutta la roba che ho lì a casa non mi ci sta in uno di quelli. Quindi niente, abbiamo guardato anche all'Emisfero, lì ce n'erano due, uno era, non mi ricordo, due erano? Due, ma tutti col coperchio. Ah, col coperchio, quindi a Pozzo, e no, non va bene, a me non mi vanno bene quelli là, anche perché sopra sapete che io ho il microonde e quindi vorrei poter rimettere il microonde sopra il congelatore, visto che lo metterò sempre in quella posizione e in quel posto, quindi no, non va bene a Pozzo. E niente, adesso vi faccio vedere che cosa invece ho preso all'Emisfero, visto che costava meno degli altri posti. E giro l'inquadratura. Allora, i guanti in vinile, però sono con la polvere, ma non importa. Speriamo bene che non mi facciano problemi alle mani. Ho preso la S ovviamente perché a me va solo la S. Poi ho preso dei guanti per le legne, per quando devo mettere via legna. Questi qua sì, sono quelli per il golf, però sono leggeri, sono comodi e quindi cosa fai con quella mano? Bah, sì. No, ma sono comodi per mettere via legna questi qua, poi si rompono perché sono fini, però
va bene per una volta. Sì, non durano tantissimo. Poi ho preso i feltrini perché a casa ho quasi finito quello grande da tagliare, e quindi ho preso questi qua piccolini già tagliati, perché in questi giorni che sto imbiancando ho visto che li metto praticamente ovunque. E poi ho preso 2 nastri di scotch carta. Questi qua sono 50 metri, quindi ho preso 100 metri, 2 rotoli, e costa di meno questo qua, che è della marca Tesa, quindi è di marca, rispetto a quello dei cinesi che non ha marca, sì, è marca cinese, quindi sono più convenienti questi qua di quelli dei cinesi. E niente, quindi questi sono costati 1,50 euro l'uno, i guanti 2,90 euro, i guanti questi qua per mettere via la legna per il golf. Questi hanno costato 4,99 o 90, boh. Ce l'ho qua lo scontrino, aspettate, che ce l'ho qua. 4,59. Guanto pelle 4,99 e poi i feltrini 50 centesimi a bustina. Quindi questa è stata la spesa di oggi. E qua sorpassano a destra con la moto. Grazie, non è la prima volta. Vabbè, guardate, c'è la mostra dei gatti a Longarone, 27 e 28 agosto. Adesso andiamo a prendere appunto la macchina e io guido questa qua, la Jeep. Quindi buona fortuna a me, già che ho l'allergia agli occhi, quindi veramente buona fortuna a me per guidare. Fortuna che non c'è il sole, quindi in teoria vado meglio. Fatti vedere gli acquisti, adesso ci sentiamo domani. Adesso mi devo pulire il volante della Jeep, devo pulire perché sennò mi fa... Ecco, quindi mi sono portata anche le salviettine per pulire la Jeep, visto che la devo guidare io. E niente, si va verso casa. Mi farò sentire domani probabilmente, ma non magari per il buongiorno e per chiudere il weekly, perché domani imbiancherò tutto il giorno, quindi non riesco a stare dietro al video, ecco, quindi preferisco... Non va in moto, ecco, non va in moto la macchina, quindi bisogna fare coi fili, coi cavi. Quindi a domani, sarà una lunga serata. Momento accensione della Peugeot con i cavi, perché è stata ferma troppo. È stata un mese qua in officina, Cristo santo, non è mica possibile un mese in officina. Intanto guardate il cielo di Belluno, anzi siamo a Ponte nelle Alpi qui, non Belluno. Guardate che belle nuvole, sono là sospese così. Vabbè, non ce la faccio ad abbandonarvi stasera. Adesso devo aspettare, per cui non posso partire adesso. Poi mi sa che mando lui davanti, io sto dietro, perché io non corro, soprattutto perché non è la mia macchina e non mi sento a mio agio. E comunque è una Jeep diversa, la guido questa, se mi serve, che non ho la mia, guido anche questa, però non è la mia macchina e quindi non mi sento a mio agio, non la conosco, no? Quindi è un po' così. Vabbè, mi devo pulire il volante, quello sì. Qua si aspetta e si spera che funzioni il tutto, se no la macchina deve stare qui. Ecco, ha fatto. Quindi ci sentiamo domani. Buongiorno, oggi è venerdì, ultimo giorno del weekly. Io non riuscivo a alzarmi, sono almeno 10 alle 8, ma non riuscivo a alzarmi, dovevo alzarmi presto, ma sono ancora stanca da ieri, dalla giornata di ieri, perché ho dovuto guidare. Con l'allergia agli occhi è stato molto difficile, poi io faccio fatica a vedere in galleria e quindi veramente mi ha affaticata molto guidare ieri da Belluno fino a qua. Sì, sono 60 km, poco più, poco meno, ma mi ha affaticato parecchio. Anche perché c'è traffico, la gente è pazza in macchina, quindi è un po' così. E abbiamo mangiato al Mac ieri. Alla fine ho detto poi andiamo lì. Infatti, vabbè, vi ho fatto vedere anche gli acquisti di ieri, infatti ce li ho qua. Adesso ho rimesso il mobile qua, ho rimesso questo ha già i feltrini dietro per non rovinare il muro,
quello lì non si attacca al muro, quindi non c'è problema. Adesso volevo mettere di nuovo la bacheca, il chiodo è ancora là, sì, quindi volevo attaccare la bacheca perché adesso è asciutto il colore e quindi la stacco da qua e la metto di là. Devo togliere una carta che non serve più, è rimasta solo quella che è il bollo di una delle macchine, ecco, sì, è rimasto solo il bollo da pagare, poi arriveranno le bollette adesso e l'affitto. Sappiate che oggi ci sono 9 gradi e mezzo, 10 a quest'ora, quindi voi che vi lamentate tanto del caldo, credetemi che se avete così freddo in agosto non è piacevole. Ho messo di nuovo il tonalizzante perché ieri l'ho lasciato veramente poco su e quindi l'ho rimesso. E adesso vado su da mia mamma, faccio colazione con lei. Alla fine sono le 9:10, sono ancora qui perché ho editato il weekly fino a questo punto e quindi ho detto lo faccio adesso perché se dopo mi metto a fare qualcosa arrivo stasera tipo alle 9 che devo ancora editarlo. E siccome io non ho una connessione molto veloce di internet, anzi, quindi sì, installazione degli aggiornamenti. No, quindi penso di mettere a caricare già adesso, infatti ho acceso il computer, trasferisco il video nel computer e metto a caricare già adesso. Vi aspetto la prossima settimana con un altro weekly, alla prossima, ciao a tutti, buona giornata.